C'entro anch'io. Amiche e amici del vino e dei vini bresciani, ben trovati al nostro breve ma intenso appuntamento con C'entro Anch'io speciale Vini Bresciani ed il nostro bravo, bello, simpatico ed esperto Davide Lazzari. Oggi Davide ti porto in montagna, in Valle Camonica, Val Camonica IGT. La zona di produzione vino più a nord della provincia di Brescia, quindi vini freschi. Che tipo di vini si fanno ad esempio in Valle Camonica? Non te lo dico io, voglio sapere. Beh, vini un po' altezzosi, stanno un po' in alto, che esiste il vino un po'. Tendenzialmente su climi più freschi i vini sono un pochino più magri, più freschi proprio, sinceramente. In questo modo vengono definito questo genere di vino. Ma quali vini si producono in Valle Camonica e soprattutto quanti ettari coltiva la Valle Camonica? Perché è una bella storia dietro questa, la superficie vitata di Valle Camonica. Interessante, allora noi scopriamo e poi approfondiamo. Caro Davide, sorpresona oggi con gli alpini di Fiumicello. Marco, ciao! Ciao a tutti, diamo un saluto a tutta la cittadinanza bresciana. Siamo qui presenti ormai da oltre 25 anni. Giorni. Sì. 20 giorni, sì, siamo qui presenti, c'è sempre, come vedete, affollamento alla nostra casetta, un appuntamento a cui i bresciani vogliono. Sì. E lui fa la marchetta, c'ha ragione, si parla di vino e non potevo cadere, così si cade sul morbido, insomma. Oggi Marco, tu avevi di vino, che te lo chiedo a fare un alpino col vino va a braccetto, no? Sì, anche se non esageriamo, comunque il vino fa parte un attimino del nostro così, vita abituale, eccetera. Attenzione, oggi parliamo del Val Camonica IGT. Domandina: quale tra questi vini non è inserito nel disciplinare di produzione Val Camonica IGT? Allora, il rosso, il passito, lo spumante. Lo spumante. Bravo. Nel 1970, Ocio Marco, in Val Camonica erano coltivati circa 950 ettari a vite. Quanti ettari secondo te sono coltivati oggi a Val Camonica IGT? Allora, Ocio, circa 10, circa 16 o ma semmati sarà almeno 2000? No, secondo me c'è un calo e siamo su un 10, penso. 10? Un pochino di più, 16. 16? Vabbè. Davide, a te. Grazie Marco, buon lavoro qui, venite a trovarli. E auguroni a tutti i bresciani da parte del gruppo Alpini Fiumicello. Beh Marco, ragazzi e gli amici alpini di Fiumicello, vi salutiamo, vi ringraziamo davvero, siete stati fortissimi e con voi salutiamo anche tutti gli alpini che sono una risorsa, sono una forza, poi di vino ragazzi loro. Ma in tutta la provincia, non solo in città Brescia, ma in ogni comune della provincia il gruppo Alpini è sempre il massimo assoluto. Grandissimi, andate a salutarli se vi capita di passare in centro lì in Corso Zanardelli, che vi offrono del vin brûlé o della cioccolata calda. Vi dico che è l'unico momento in cui accetto che il vino venga cotto col vin brûlé solo se fatto dagli alpini a scopo benefico. In altre situazioni il vino non va toccato e non va reso impuro con la cannella, lo zucchero. Mi raccomando, lo dice Davide. E tutti gli alpini possono farlo, va bene, assolti. Bravissimo Marco che conosce che in Val Camonica IGT si possono produrre solo bianchi e rossi fermi, non sono previsti spumanti, anche se tanti produttori fanno spumante molto buono in zona Valle Camonica e che in più la superficie è molto ridotta, sono solo 16 ettari oggi coltivati. Ma resistono i camuni? Ma la cosa bellissima di questa storia è che è la resistenza camuna di montagna che non cedono il passo ad altre colture. Bene, piatti tipici che possiamo abbinare? Allora, sul Val Camonica versione rosso potremmo pensare al calzù, che è il casoncello, diciamo, camuno. Sì, con la pasta un po' più spessa e con le patate nella farcitura, nel ripieno, è vero? Quindi diventa un casoncello un pochino più importante. Oppure per il Val Camonica bianco scendiamo a valle, appoggiamo i piedi nel nostro lago di Iseo e ci mangiamo la nostra tradizionale tinca al forno. E no, sbagliamo mai, anche questa. Però è buonissima. E anche questo tipico delle feste, vedremo come andrà. Va bene, grazie a tutti voi per essere stati in nostra compagnia in tutte queste 10 puntate, grazie davvero alla simpatia, alla professionalità, alla competenza di Davide Lazzari e un saluto e ringraziamento particolare anche al nostro regista Emanuele Carpella. Alla prossima, ciao! Ciao a tutti! C'entro anch'io.